Piano casa l'abbiamo posto al centro della nostra agenda politica, che sfrutti anche le opportunità che ci offre la rigenerazione urbana. Oggi un giovane di 25 anni non può acquistare una casa, non può avere una casa d'affitti ragionevoli. È importante ripensare all'edilizia popolare, l'edilizia residenziale pubblica e garantire un'edilizia residenziale che tenga conto di questa emergenza. Dobbiamo anche ricordare giustamente che il fattore casa rappresenta uno dei fattori di attrattività per il mondo dell'impresa e quindi per il trattenimento dei lavoratori all'interno del mondo dell'impresa. È stata una serata straordinaria, partecipatissima. Abbiamo definito uno stile che abbiamo voluto continuare in questi giorni e che continuerà nei prossimi anni, qualora i veneti decideranno di dare a noi la guida della regione e dobbiamo continuare in questo modo, no polemiche, no attacchi, no provocazioni, portare a casa dei risultati, perché il centrodestra in Veneto significa questo. Da 15 anni e oltre il centrodestra ha una missione in Veneto, che è quella di governare. Dobbiamo fare questo e lasciamo agli altri le polemiche sterili che non fanno l'interesse del Veneto e dei veneti.